Dopo la settimana di sosta a causa allerta, torna in campo la seconda categoria girone D ed è un match d'alta quota quello che vede la Corniglianese capolista ospitare il Mele, che è addirittura fermo da 3 settimane ma reduce da 2 successi esterni consecutivi. La Corniglianese parte a raffica e all'11° è già in vantaggio con Aldo Domi che sfrutta una palla sporca in area. La sua conclusione fulmina Siri. Dopo 11 minuti appunto la squadra di Scuzzarello è avanti. Sul corner di Buonapale Gabriele Parodi però rimette subito in carreggiata i gialloblu ospiti. Il colpo di testa del difensore sul secondo palo non lascia scampo a Cavallino. 7 minuti dopo è ancora duello Aldo Domi Siri. L'Ariete rientra sul sinistro ma l'estremo ospite è reattivo in corner. Sono queste le uniche emozioni della prima frazione. Nell'intervallo alza bandiera bianca proprio Aldo Domi, dentro Andrea Costantino, fuori anche Morabito. Gli subentra Poghen. La prima palla gol della ripresa è giallo-blu con Marco Valente che va via in duello con Bona, sparando però su Cavallino in uscita disperata. Sono ancora gli ospiti a sfiorare il vantaggio con Carnovale che sgomma via in accelerazione. L'assist per il neoentrato Pedemonte è lungo per questione di centimetri, ma la risposta dei padroni di casa è velenosa con il numero in area di Carretta. La sua violenta conclusione scalda le mani a Siri. Sembra oramai un pareggio scritto, ma il signor Peccetti di Genova decreta addirittura 7 minuti di recupero e al terzo di questi arriva il vantaggio quasi insperato, se vogliamo, della Corniglianese con il colpo da biliardo di Matteo Carretta. La sua specialità, palla sopra la traversa, tocca Siri ma non basta, con il vantaggio al photo finish per gli uomini di Scuzzarello. I padroni di casa addirittura restano in inferiorità numerica al 7° minuto di recupero per il doppio giallo occorso a Capitan Ferraro, ma c'è ancora tempo 1 minuto dopo per il 3-1 con Andrea Costantino che va via in contropiede, salta in uscita Siri e appoggia in rete la palla del definitivo 3-1 per la Corniglianese. Con estrema fatica e sudore la Corniglianese riesce a mantenere il primo posto in classifica. La partita viene decisa nei minuti finali al termine dei 7 minuti di recupero concessi dal signor Peccetti. Infatti il 2-1 di Carretta è arrivato al 93°, mentre la rete finale del definitivo appunto 3-1 con Andrea Costantino addirittura al 98°. Si interrompe la striscia positiva esterna del Mele.